La tradizionale conferenza stampa con il capo Angelo Borrelli. Di Pietra che questa sera ritorna con noi nella nostra solita conferenza stampa. Ringrazio anche il professore Alberto Villani, che è il presidente della Società Italiana di Pediatria, che oggi mi accompagna in questo incontro. Partiamo dai dati di oggi. Ad oggi il totale delle persone attualmente positive è di 100.269, con un incremento di 1.996 pazienti rispetto a ieri. Prosegue il calo della pressione sulle strutture ospedaliere, iniziato circa una settimana fa. Ad oggi sono infatti 3.381 i pazienti in terapia intensiva, quindi ancora un segno nell'incremento rispetto a ieri, 116 persone in meno rispetto a ieri. Il numero dei ricoverati è di 28.144, con 98 persone in meno rispetto a ieri, mentre la maggior parte dei soggetti positivi sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi, sono pari a 68.774 e sono il 69% del totale. Oggi purtroppo registriamo 619 nuovi deceduti. Il totale dei guariti invece sale a 32.534, 2.079 in più rispetto a ieri. Da lunedì sono stati registrati 10.719 tra dimessi e guariti, quindi un terzo del totale. Il trend di crescita dei contagi mostra un incremento sul valore totale di 4.694 nuove persone contagiate rispetto a ieri, che porta a 152.271 i casi totali, comprensivi quindi delle persone attualmente positive, di quelle decedute e delle persone guarite. Un altro dato molto importante è il numero dei tamponi. Siamo arrivati a 963.473 tamponi eseguiti, con un incremento rispetto a ieri di 56.609 tamponi. Per quanto riguarda i dati delle somme raccolte dal Dipartimento, il totale delle somme raccolte sul conto corrente del Dipartimento della Protezione Civile è di 116.995.000 euro 123. Queste risorse saranno impegnate per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e per ventilatori, e oggi ne abbiamo già spesi quasi 25 milioni. Per quanto riguarda le forze in campo, voglio ricordare il numero straordinario. Oggi raggiungiamo il massimo valore in termini numerici di volontari impiegati nell'emergenza, siamo a 20.616 volontari impiegati. Voglio ringraziare loro, come voglio ringraziare tutti coloro i quali fanno parte delle strutture operative del servizio sanitario e sono impiegati ogni giorno per contrastare questa epidemia, questa emergenza. Anche oggi un gruppo di infermieri è stato portato a Bergamo, 88 persone, 88 infermieri che sono stati distribuiti tra le regioni del nord maggiormente bisognevoli di assistenza, e un altro gruppo in pullman raggiungerà l'Abruzzo e le Marche, ha già raggiunto l'Abruzzo e le Marche. Questo è un importante segno di solidarietà, li voglio ringraziare. Ieri sera sono stato personalmente ad incontrarli e li ho voluti ringraziare per la loro grande solidarietà che hanno dimostrato anche in questa occasione e una grande generosità. Vorrei anche ricordare lo sforzo delle strutture operative, il lavoro fatto da tutte le strutture operative. Oggi voglio ricordare in modo particolare che grazie a una collaborazione tra l'Arma dei Carabinieri e Poste Italiane sono state consegnate le prime pensioni direttamente a domicilio, che è un altro esempio di quel gioco di squadra che fa il sistema di protezione civile. Poi vorrei concludere con una bella notizia, una buona notizia. Ci è arrivata la notizia che alle porte di Roma è guarito un signore di 94 anni dal coronavirus. Credo che sia il messaggio più bello per fare gli auguri a tutti quanti voi e a tutti quanti noi di una buona Pasqua
e ringraziare coloro i quali stanno dando il loro contributo quotidianamente in questi momenti così difficili. Grazie, io lascio la parola al professore Villani. Buonasera, il mio compito è quello di presentare